Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Rende batte il Catanzaro al Ceravolo per la Coppa Italia di Lega Pro. Mungo dalla carica ai lupi. Vinciamo con la Paganese. Gianluca Pasqua. Perdere non è mai piacevole e infatti, per quanto nelle gare di Coppa si tenta sempre di limitare i danni o fare esperimenti, alla fine chi scende in campo fa di tutto per evitare la sconfitta. Alessandro Erra aveva presentato la partita con il Rende parlando di punti in palio da conquistare, ma il suo 11 non è riuscito a non far rimpiangere i cosiddetti titolari, giocando una gara senza la giusta intensità, al cospetto di un avversario più concentrato. Una formazione imbottita di giovani, quella schierata da Trocini, che si è portata in vantaggio nei primi minuti di gioco con Felleca e ha messo un sigillo importante con il calcio di rigore trasformato da Franco. Tardivo il ritorno ai padroni di casa, favorito dall'autorete di Marchio al 25esimo della ripresa. Nel finale l'ultima emozione che avrebbe potuto regalare il pari ai giallorossi, il rigore sprecato da Benedetti che spinge il Rende verso il confronto con la Regina, decisivo per il passaggio del turno. Una vittoria che fa enormemente piacere contro una squadra prestigiosa in uno stadio importante, per cui ci dà certamente felicità, ma non è semplicemente inizio campionato, una partita di Coppa Italia dove entrambe le squadre hanno fatto giocare dei ragazzi che magari domenica non sono stati, non hanno fatto parte della partita di domenica scorsa, per cui la prendiamo per quello che è. Il Cosenza riparte dopo la sconfitta con il Monopoli e pensa all'immediato riscatto, a dare la carica al rossoblù Domenico Mungo che alla Paganese ha già segnato nello scorso campionato. Perché devo cambiare squadra se qua posso vincere e andare da un'altra squadra che magari non vinco? Qua posso e puntiamo a vincere, quindi sono rimasto. Domani inizieremo a lavorare su di loro e vedremo come andarli a prendere e dove fargli male. Intanto sono state depositate le motivazioni che hanno portato la FIGC a dare ragione alla Vibonese, che attende ora l'ufficialità del ripescaggio.